Nel contesto pandemico abbiamo scoperto l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale che sono diventati uno degli strumenti più efficaci per difendersi dalla contaminazione e quindi dalla diffusione del Covid. Questi dispositivi di protezione individuale però hanno rappresentato una produzione poi in termini di rifiuti, considerando un uso alcune volte singolo, decisamente molto importante, quindi tonnellate di materiali che nel mondo sono state prodotte e fondamentalmente destinate alla termovalorizzazione. A partire da questa esigenza il progetto EcoDPI prova a indagare sulla possibilità di valorizzare questi dispositivi di protezione individuali prima che diventino effettivamente rifiuti da termovalorizzare. I criteri che abbiamo utilizzato nello sviluppo di questo progetto di ricerca hanno utilizzato due paradigmi e sono il primo quello relativo all'economia circolare e il secondo quello relativo alla gerarchia dei rifiuti. Questo quindi ci ha permesso di suddividere il progetto in attività che hanno riguardato la progettazione di nuovi prodotti, a partire chiaramente dalla caratterizzazione dei dispositivi di protezione individuale che sono esistenti, quindi concepire nuovi prodotti più riutilizzabili, più riciclabili, funzionalizzarli, quindi migliorare quelle che sono le proprietà proprio di questi dispositivi, sia da un punto di vista materico sia da un punto di vista funzionale, e quindi la sostenibilità che potrebbe avere un processo industriale finalizzato al recupero e al riutilizzo di questi dispositivi individuali sotto il profilo economico, ambientale e sociale. I principali risultati del progetto EcoDPI, che possono rappresentare un valore anche per altre filiere produttive, riguardano intanto lo studio dei materiali che compongono questi dispositivi di protezione individuali, che sono fondamentalmente dei polimeri molto diffusi in moltissimi prodotti attualmente utilizzati nel commercio, e quindi la possibilità di utilizzare appunto questi polimeri in prodotti più facilmente riciclabili, più facilmente recuperabili, anche grazie a test e prove che hanno dimostrato appunto le proprietà e l'indice di riciclabilità degli stessi materiali. Quindi questi materiali sono stati anche utilizzati per nuovi prototipi, anche in settori che non riguardano chiaramente la produzione dei dispositivi di protezione individuali, tipo l'arredamento, tipo prodotti di appunto arredo urbano o comunque oggetti in plastica. Questo ci ha permesso di capire come eventualmente questi materiali riciclati possono essere migliorati e additivati al fine poi di essere utilizzati in normali processi industriali attualmente esistenti. Un altro elemento di valore sicuramente sono nuovi processi di sterilizzazione con perossido di idrogeno e ultravioletti, quindi UVC, integrati, che permettono quindi una decisa, una certa abbattimento della carica virale e quindi la possibilità di riutilizzare gli oggetti n volte in funzione delle esigenze. Noi abbiamo partecipato all'attività di ricerca dell'EcoDPI soprattutto nell'aspetto del controllo. Abbiamo verificato per i dispositivi di protezione individuale il processo di sterilizzazione per un riutilizzo, quindi un allungamento della vita, come uno dei cardini delle direttive che abbiamo cercato di indagare. Questo processo ha comportato il controllo antimicrobico e antifungineo del materiale a monte e anche attraverso una contaminazione artificiale la verifica dello stesso post sterilizzazione. Infine, un altro grande elemento di valore, la possibilità di appunto valorizzare questi rifiuti nella misura in cui non possono essere, come abbiamo detto, più riusati o riutilizzati, invece essere utilizzati per produrre energia. In questo caso la tecnologia di pirogassificazione è stata studiata, è stato fatto un impianto che permette di abbattere i volumi di rifiuti prodotti
e in particolare produrre anche energia grazie a un syngas che viene generato dal processo di pirogassificazione, che va a alimentare un motore endotermico che produce energia. Infine, dei modelli di analisi predittiva di questi processi industriali sono stati sviluppati in modo tale chiaramente da controllare, misurare e monitorare le performance di questi processi sotto il profilo evidentemente dei consumi. Ecco, questi sono modelli che possono essere tranquillamente utilizzati in altri processi industriali.